Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapevate, Trump voleva comprare la Groenlandia, purtroppo ha avuto un secco no dalla Danimarca e quindi Trump è davvero infuriato. In effetti doveva fare una visita a inizio settembre e l'ha annullata. Ha detto che poi si farà, quindi giustamente è arrabbiato con la Danimarca per, diciamo, aver negato la vendita della Groenlandia. Quindi, diciamo, prima il rifiuto e poi la ripicca con l'annullamento della visita istituzionale. E infine dice: non si parla agli Stati Uniti in questo modo. Quindi Trump prosegue la sua polemica che lui stesso ha innescato con la Danimarca. Ha bollato, diciamo, come assurda la richiesta del presidente americano di comprare la Groenlandia. Diciamo che questa decisione è quella della premier di Copenaghen, Mette Frederiksen, che giustamente aveva una visita il 3 settembre e ha scritto su Twitter che non andrà, quindi è rinviata. Quindi possiamo capire che questo post che ha messo su Twitter fa capire che lui in realtà se l'è presa, che non gli è stata venduta la Groenlandia. Quindi anche però la Danimarca dice che Danimarca e Stati Uniti non sono in crisi e ha invitato una forte cooperazione strategica con gli USA nell'Artico. E ha ancora sottolineato che gli Stati Uniti sono sempre dei nostri stretti alleati. Però giustamente dalla Casa Bianca a distanza di poche ore arriva un altro commento che la cancellazione della visita sono state cattive e gravi, anche perché dell'acquisto della Groenlandia si parla da anni. In più dice che è assurdo l'interesse degli Stati Uniti sull'acquisizione. Diciamo che non è stato un modo carino di dire una cosa. Quindi ragazzi, in effetti Trump sarebbe molto arrabbiato per il suo, giustamente non è riuscita nel suo intento a comprare, diciamo, la Groenlandia, che lui la voleva per, dice lui, per risorse naturali e rilevanza geopolitica della gigantesca isola artica, che per lo più è ricoperta da ghiacci in effetti. Quindi diciamo che il governo della Danimarca lo dice chiaramente, non siamo in vendita, quindi Trump non l'ha presa tanto bene ragazzi, quindi alla fine non hanno venduto la Groenlandia. Vediamo che cosa succederà adesso. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata. Questo è un video che già avevo fatto, che voleva comprare la Groenlandia, e questa invece, ciao avvocatella, questa è la risposta, che la Danimarca non vende nulla, quindi la Groenlandia rimane della Danimarca, quindi agli Stati Uniti non gli tocca nulla, almeno per il momento. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.